Sta procedendo su due piani paralleli la soluzione del problema idrico del comune di Casarza Ligure. Si va dalla posa in opera di un impianto di filtrazione al pozzo di Casenuove per l'abbattimento della concentrazione di MTBE fino al collegamento della rete idrica di Casarza ad uno dei pozzi dell'acquedotto di Sestri Levante. Nonostante in questi giorni il quantitativo di sostanza inquinante registrato a partire dal 25 agosto sia diminuito, le analisi ne confermano ancora una presenza che rende a scopo precauzionale non potabile l'acqua in quasi tutte le zone del comune, ad esclusione di Bargone e della frazione di Costa Bargone. Da lunedì scorso la popolazione si sta rifornendo attraverso le autobotti e le cisterne dislocate in diversi punti del territorio comunale. A 5 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza di divieto, i tempi però per entrambe le due soluzioni non sono comunque brevi. Se per la nuova conduttura di collegamento si parla di un mese, nel giro di una settimana potrebbe essere messo in opera l'installazione del filtro a carbone proprio nei pressi del pozzo dei Casenuove, dove questa mattina si è effettuato un sopralluogo. Si tratta di prendere l'acqua dalla stazione di rilancio, filtrarla nel filtro a carbone e rimetterla poi alla popolazione. Sono dei filtri alti 8 metri pieni di carbone attivo che vengono portati qui con un camion particolare, vengono immediatamente avviati e nel giro di poche ore sono già funzionanti. Una soluzione questa comunque temporanea in vista di quella più strutturale del collegamento tra gli acquedotti dei comuni di Casarza e Sestri Levante. Per realizzarla, attraverso fondi messi in campo dal lato, si pensa di utilizzare la pista ciclabile che corre lungo il torrente Petronio. Un intervento strutturale, abbiamo fatto un incontro con ATO, Città Metropolitana, Comune di Sestri Levante, Società Acqua Potabile e IREN per la costruzione di un bypass, di una tubazione che colleghi il pozzo di Via Sara 1 con la nostra condotta, in modo tale che anche in futuro, in caso di necessità, il nostro comune possa attingere in quel pozzo.